Apriamo dunque i lavori di questa 2 giorni che sarà ricca di impegni e di, mi auguro, anche spunti interessanti per la nostra comunità. Abbiamo scelto di organizzare questo evento con la formula del seminario, quindi come una sede di studio, di formazione, di approfondimento. Devo dire che è stata un'iniziativa che ha richiesto uno sforzo non indifferente, sia di natura organizzativa ma anche di natura politica, ma uno sforzo che abbiamo ritenuto necessario perché siamo convinti che questo metodo, in questo tempo difficile, di fronte ad un mondo che cambia e in cui sempre più spesso la politica, non solo il Partito Democratico, fa fatica a comprendere i fenomeni in atto, la necessità di studio, di approfondimento e di confronto tra di noi sia appunto necessaria. Certo, questa difficoltà di comprensione, di interpretazione dei processi in corso dura da tempo, non è un fenomeno nuovo e probabilmente non riguarda soltanto la politica, ma coinvolge tutti i gruppi dirigenti di questo Paese. Ma se vogliamo riprendere, riassegnare proprio alla politica quel primato che pensiamo sia necessario, da noi deve forse partire uno sforzo maggiore per comprendere ciò che sta accadendo e dobbiamo farlo oggi, dobbiamo farlo subito, perché questa è una necessità tanto più ineludibile, tanto più urgente, quanto più sono pervasivi e rapidi i cambiamenti da cui siamo travolti. A oggi, a maggior ragione dopo la pandemia, è al centro di un conflitto in Europa che stanno fungendo e stanno agendo da acceleratori a questi processi. Credo sia evidente a tutti come questa mancanza di analisi, di conoscenza, abbia spesso prodotto una proposta politica sterile, balcanizzata delle volte su posizioni ideologiche, o forse sarebbe meglio dire post-ideologiche, sicuramente non sempre utile ai bisogni delle persone. La politica sostituita spesso da slogan, ridotta a esposizione di totem o di bandierine, incapace di comprendere e dunque di risolvere i problemi. In questo senso vengono facili alcuni esempi, pensiamo solo alla semplificazione attorno al fenomeno migratorio fatta da Matteo Salvini o da Giorgia Meloni, ma anche la stessa idea di autonomia che la Lega e Zaia in questa regione hanno in questi anni coltivato, di una proposta politica in realtà appunto ridotta a slogan senza il necessario approfondimento. Io credo che peraltro spesso questa incapacità della politica, questa superficialità, questa esasperazione semplicistica si sia trasferita poi anche nell'opinione pubblica diffusa, troppo spesso incapace di analizzare con spirito critico gli eventi che accadono. Quindi con questo metodo abbiamo l'ambizione, a partire da oggi, non tanto o non solo di definire nuove politiche, nuove proposte, ma anche di dotarci di occhi nuovi con cui osservare ed interpretare ciò che accade. E lo abbiamo voluto fare investendo su una dimensione collettiva della nostra comunità politica. Lo abbiamo voluto fare in presenza e lo abbiamo voluto fare insieme, perché l'obiettivo che ci poniamo a partire da questo seminario è quello di contribuire a far crescere un'intelligenza comune, condivisa, a disposizione di tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico. Quindi il metodo, prima di tutto, che inauguriamo oggi e che intendiamo continuare a perseguire, per conoscere insieme e per dotarci appunto insieme di uno sguardo nuovo. Ringrazio fin da subito tutti i relatori prestigiosi, li conosceremo nell'arco di questa giornata, che con grande disponibilità hanno accettato il nostro invito di affrontare insieme a noi quelle che a nostro giudizio sono le questioni più cruciali di questo tempo: il voto, il consenso, la qualità della democrazia, la enorme questione demografica, la necessità della rete e delle relazioni sia di natura economica che di natura sociale, il lavoro, il sistema politico, la questione sociale e il welfare, l'economia e la sua dimensione globale, il tema delle istituzioni e di come renderle utili ai cittadini, il tema della sostenibilità ambientale, il sistema produttivo, la transizione, o meglio le transizioni in atto. Una dimensione, quella della nostra analisi di queste giornate, del nostro sguardo, che abbiamo focalizzato sul Veneto, non perché ci sfugga la dimensione nazionale e transnazionale di molte delle questioni che affronteremo, o perché ci sfugga la vocazione nazionale ovviamente del nostro partito,
ma perché pensiamo che qui più che altrove questo percorso di approfondimento, questo sguardo nuovo sia strategico da un lato e utile dall'altro. Strategico perché per ragioni evidenti e oggettive il Veneto, ma il Nord in generale, è crocevia dei cambiamenti in corso, con un tessuto sociale orientato alla sussidiarietà, una regione dinamica, vocazione produttiva. Siamo un territorio che presenta tutte le principali caratteristiche oggetto delle trasformazioni più profonde di questo tempo. Sfide, rischi, opportunità del mondo post-globalizzato qui trovano amplificazione forse più che altrove. Il Veneto dunque come simbolo di un'emergente e forse anche più vasta questione settentrionale che non sempre è stata oggettivamente al centro del dibattito nazionale e dell'interesse del Partito Democratico. E qui anche perché il tempo lungo della monocultura al governo regionale ha certamente indebolito, quando non anestetizzato, la dinamicità del pensiero, l'efficacia della dialettica politica, lo stimolo al confronto e dunque anche la capacità di pensarci in proiezione, di adempiere pienamente alla capacità di rappresentanza territoriale a cui siamo chiamati. Ma questa riflessione sul Veneto che cominciamo oggi in maniera approfondita, dicevo, oltre che strategica, è anche utile a noi indubbiamente e perché no, forse anche al percorso congressuale che come comunità politica stiamo intraprendendo. Utile al Partito Democratico del Veneto e alla capacità che dimostreremo di avere di stare dentro i processi e di definire qui la nostra proposta specifica per le cittadine e i cittadini di questa regione. E vorrei dire forse utile anche al dibattito pubblico per farlo uscire o contribuire a farlo uscire da questa sorta di pensiero unico in cui da troppi anni la nostra regione è immersa. Oggi lo faremo ascoltando i tanti relatori e gli argomenti cruciali che abbiamo individuato e domani subito aprendo un confronto tra di noi sui tanti spunti emersi in questa discussione. Quindi auguro a noi un buon lavoro per queste 2 giorni impegnative, ma siamo certi proficue e utili. Prima di dare la parola al segretario regionale Andrea Martella per il suo intervento introduttivo, ringrazio l'amministrazione di Abano che è presente di fatto praticamente al completo e chiedo al sindaco Federico Barbierato se vuole fare un saluto alla comunità del PD Veneto che si trova nella sua città. Grazie a tutti e buon lavoro.